cerimonia è resa ancora più solenne, signor Presidente, dalla sua volontà di rendere omaggio a una pagina della storia che, pur scritta in tempi di enorme dolore, rappresenta per noi tutti un inestimabile patrimonio di memoria. La zona libera della Carnia fu infatti una straordinaria testimonianza di lotta per la democrazia, nel pieno di uno dei periodi più bui della nostra storia. Uomini e donne di questa terra seppero dare vita a un'esperienza unica, un'autentica parentesi di libertà in mezzo alla ferocia dell'occupazione nazifascista. La commemorazione di oggi non va tuttavia letta esclusivamente come un puro e doveroso tributo al passato, ma anche come un richiamo al presente e un monito per il futuro. L'attuale contesto geopolitico, con i sanguinosi conflitti alle porte dell'Europa, ci impone di mantenere alta l'attenzione sui diritti e le libertà conquistati nel secolo breve. L'arrivo di Mattarella in Friuli è stato un richiamo per tutte le maggiori cariche del territorio. Dalle parole del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è passato per tanti altri protagonisti che hanno voluto portare il loro contributo in una giornata così sentita dal punto di vista storico ed emotivo, che unisce anche le più accentuate diversità sotto il concetto di libertà. C'è stata questa esperienza al territorio libero della Carnia che è unica, non a caso oggi viene il Presidente della Repubblica. Voglio ricordare che Udine è medaglia d'oro per l'intero Friuli alla Resistenza, e quindi oggi c'è un clima di grande festa. La libertà non è mai per sempre, bisogna che tutti si mobilitino per averla, e qua in questa regione abbiamo dato un esempio eclatante. Una comunità Ampeso, Carnia, Pordenonese e Bellunese oggi saluteranno il nostro Presidente, lo ringrazieranno perché sappiamo che è stata una settimana un po' brutta per lui, per il lutto che ha avuto della morte della nipote, e lo ringraziamo proprio per la sua oggi venuta qui ad Ampeso ad onorare 80 anni, quelli che 80 anni fa hanno iniziato questo percorso di democrazia della nostra Costituzione.